Ah, ma siete voi? Oh, Mortacci madonna. quanto siete invecchiati, oh! È un filtro Ma per cercare di avvicinarmi alla vostra decadenza. è una Invece tu settimanella sei che non ti sento, ma... giovincello. Prima di arrivare al 1985 abbiamo, per quanto riguarda la Baby Records, e lì sì che ce ne puoi dire qualcuna, arrivano i Rondò veneziano con Odissea veneziana, Nell'84 era? 84. 84, 84 sì. perché fecero anche quel magnifico video con la regia, insomma, la direzione di Guido Manuli, fecero quel bellissimo video che sfondò e lo presentarono Guido Manuglia. Guido Manuli lo presentarono giusto a Disco Ring, un Disco Ring che poi molta gente ha presentato, tra cui quell'altro, e appunto in Odissea veneziana fu presentata quell'anno a Disco Ring quel video come anteprima. Bellissimo video. Che se lo riguardi oggi c'è mazza cazzo che livelli. E Rondò, tu Beh, quanti l'hai portato in giro? Cioè sei stato a Disco Ring uff, tu quell'anno? sì, Disco Ring e Domenica In e Fantastico erano, Sì, sì, erano un appuntamento fisso ogni sì. anno, poco prima di Natale. Però Rondò veneziano e il Pippone d'Italia non lo voleva la prima volta a Fantastico, fino a che non è diventato famoso. Perché Rondò veneziano divenne la sigla, e lì fu penso la grande maestria di Mister Najjar, diventò la sigla d'apertura di Canale 5, Sì. sigla d'apertura e di chiusura, la mise come sigla d'apertura e di chiusura, quindi stava tutti i giorni. Innanzitutto lì c'era la maestria di tal Giampiero Reverberi, Esattamente. dico, dicendo No, nome io e parlavo a cognome, livello penso, marketing, ma adesso eh, parlo praticamente reverberi a livello artistico lì era tutto Giampiero Reverberi, già a parte collaboratore, ma anche arrangiatore dei pezzi da 90, fortissimi, cioè, uno su tutti, lui arrangiava Lucio Battisti su, chi è? su no, Lucio Battisti, vabbè, tu non lo conosci, tu l'hai studiato a scuola, quello che l'hanno ammazzato Ah, gli austriaci con il No, Cesare, traghetto, quello no, era il questo fratello no. di Cesare, Eh? il fratello di Sì, Cesare Battisti. sì, Ok, sì, sì, però è nato 700-800 km più giù, una cosa del vabbè, genere. non è a distanza che fa la famiglia. Già Lucio Battisti usò molto negli arrangiamenti gli archi di Giampiero Reverberi, che li faceva parlare proprio, ma un po' tutta gli arrangiamenti. Lui era veramente un maestro, non sì, c'è ma io niente da fare. condivido, a parte che era lui maestro e ha scritto dei bellissimi pezzi, ma la grande trovata fu De vestirli in quel modo lì, nel senso per presentare il gruppo, e è stata la trovata De Freddi de vestirli in quel modo, con le Lì, parrucche. lì c'erano stati degli assaggi già anche da parte della Baby Record con Steven Schlax, Sì. e con quello che si chiamava il neoclassico. Mhm. Neoclassico. E quindi questo faceva parte di quell'itinerario. Chiaramente era una musica da camera, detta da camera, e vollero dargli questa impronta mettendogli i costumi settecenteschi della Serenissima, della classica Sì. Serenissima del tempo. E ecco, tra l'altro Rondò a Veneziano proprio per questo. Fu una trovata eccezionale che Eccezionale. durò tanti anni, solo che quei costumi mi sono costati il posto di lavoro, quindi a me i vestiti di Rondò veneziano, Stanno là. eppure Giulio mi aveva detto, non te ne uscire, me ne sono uscito. Se ne sei uscito. Giulio diceva, perché io, non so se l'abbiamo già raccontato, Del Quale? dimolo, non dimolo? che eravamo ormai avanti, qui si parla degli anni, gli anni avanti per quanto riguarda il rondò veneziano. Tu adesso stai parlando L'84. dell'esordio, io ti parlo di anni avanti dove all'esordio si parlava di milioni di dischi venduti. Gli ultimi anni, quindi ti parlo dell'89, così, no, scesero Tantissimo. tantissimo, Sì. a 100.000 Normale, copie. Sì e no, Sì. sì. normale, normale. Allorché io gli dissi a Giulio, Giulio, scusa, ma gli feci vedere proprio, misi due cassette, una era di Domenica Inn, delle registrazioni di Domenica Inn, in cui gli feci vedere un pezzo che riguardava i primi, quindi parliamo proprio di forse la Serenissima, proprio Serenissima, e l'altro uno degli ultimi. E
tolsi l'audio e gli feci vedere il movimento di quello della batteria. Ho detto guarda, e c'era quello della batteria. Così faceva nell'84 e così faceva nell'89. Vabbè, era lo stesso batterista, è normale, no? Ho capito. Cambia Però il batterista. pezzo cambia. Cioè, la fotografia era sempre Era la quella. stessa, sì, Certo. non c'era Era stata sempre un'evoluzione. A quel punto, dato che le vendite erano scese tantissimo, gli dissi a Giorgio, ma perché sti ragazzi che poi erano ragazzi del conservatorio, sia le violiniste, vabbè, anche una cosa affettiva mia, però lasciamo perdere, sorvoliamo. E gli dissi, scusa, forse è ora di togliere sti vestiti e fa vedere che sono ragazzi del conservatorio, gli diamo un'altra immagine. E Giulio mi disse, guai a te, non te ne uscì Non mai ci- con Con sta Freddy. cosa. E io gli dissi, Te no, rovina. no, Giulio, vabbè, non lo dirò mai mai, più. lo dico. Lo dico, è come No, sì, lo dico, no, no, il no, non lo dilemma della dico, E no. vita, lo visto, dico, non lo dico, lo e dico. visto che tu i Quando cazzi tu non potevo sei capace a Freddy l'ho detto. farteli, Forse è stato le ultime mie parole alla Baby Record. praticamente Quando mi quando tocca- hai detto questo, ti hanno presentato la busta paga con tanto di IFR, adesso puoi anche andare. Io mi immagino che Freddy gli abbia detto questo mu caciglia. Vabbè, io con Freddy non ci ho mai avuto non sono mai stato, tra virgolette, fortunato con Freddy. Quando l'ho incontrato ho sempre fatto una sorta di figura di merda. Ecco, allora ho scoperto chi è il direttore. Sì, sì, lui probabilmente non stavo manco simpatico, ovviamente. E quello fu la goccia che fece traboccare il vaso. Non conoscevo la tua carriera. Fulgida. La Fulgida era No, che faceva le vabbè, pulizie. ho capito. Non conosceva la mia carriera. La realtà è che una volta io ho spruzzato il limone sul vestito, dai. Vabbè, È che allora era, stronzo di te, e che è che era cazzo? proprio, era Allora, proprio lì prima il figura del problema. merda, prima figura del merda. E Giulio mi dice, illustrandomi un po' Freddy, dice guarda, per lui tutti gli suoi artisti sono Frank Sinatra, perché la sua filosofia era i miei artisti sono Frank Sinatra, gli altri non valgono un cazzo. È così che si deve È pensare. anche un po' come quando arrivano i giocatori alla Roma, no? Esatto, Esatto, aveva ragione. Ma anche quello che mi diceva il vecchio zio Enzo, uguale. sì, sì. Quello fu un altro episodio. Era un insegnamento che ci ho avuto, ma non ho recepito allora. Perché allora, apro parentesi, Stadio Olimpico, era Roma-Milan, io ero piccoletto proprio, mi prendevano dato che abitavo là vicino, come ho accennato sull'episodio di Romina, mi prendevano da casa de mamma, mi vestivano di giallo-rosso e mi portavano allo stadio. C'era E te Marcellone, sventolavano. Marcellone mi piava, mi tirava su e mi sventolava come una bandiera. Poi dico, com'è che sto ragazzino ha dei problemi? Cazzo. Eh. E in una di queste, in un Roma-Milan, io ero preoccupato per questo Roma-Milan e gli dissi a zio Enzo, grande filosofo di famiglia, gli dissi, zio, ma questi hanno in squadra Gianni Rivera. Lui mi guardò e mi disse, con chi gioca Gianni Rivera? Con Milan. È una pippa. Era via. Dice, no, mi ha detto, come una pippa? Noi abbiamo Salvori. Con chi gioca Salvori? Mi fa, Salvori è da Roma, è terribilmente Che forte. forte. E Gianni Rivera era una pippa. Quindi era proprio la filosofia. Io non l'ho recepita allora, Non sei non l'ho stato recepita capace. anche dopo, durante la presentazione di un pezzo estivo che misero sul piatto a Milano, mi ricordo una di quelle riunioni notturne che facevamo a Milano, e misero sul piatto sto disco e dicevo, sai, non mi ricordo che caspita era un motivo estivo e tolgono le cose. Alla fine chiesero il parere a tutti. Ne hanno chiesto pure a me che era appena arrivato. Ma tu dovevi vado al bagno, scusate. Sì, io avrei dovuto trovare Sbatti qualsiasi addosso. scusa, Ai 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 perché ai a ai quel ai, punto bisogna farlo. me ne sono uscito con te che pensi? Io dissi, beh, non è vamos alla playa. Ma potrebbe funzionare, no? Freddy proprio mi ha fulminato con l'occhio. Giulio, non lo so, forse si è nascosto sotto Ma un perché ti ha tavolo. chiesto allora? Ma che Giusto, cazzo ne no? so? Perché Cioè, se tu mo chiedi, io ti rispondo. vabbè, ma lì non c'era democrazia. O la pensavi come Freddy
poi rifatto fuori. E io mi salvai probabilmente perché erano gli esordi, capito? Però poi Però l'esordio fu quello che il fu. ragazzo si formerà. il ragazzo il ragazzo si farà a una cena che facemmo a Si farà Milano. i cazzi suoi un giorno il ragazzo. La cena, cioè, no, non ho imparato a farmi i cazzi miei e l'ho pagata, pensa, pago tuttora. E a una cena che andammo su a Milano, c'avevo proprio Freddy davanti. E a un certo punto, vabbè, servono il pesce e tu stai zitto, Federico stai zitto, servono il pesce, ma arriva sto pesce, c'è il limone, e io che faccio? A un certo Cazzo di punto limone sul pesce metti pure te. Freddy fa così, Porca puttana! e fa, ma chi è stato? Io c'avevo ancora la pistola fumante, perché io c'avevo ancora la forchetta infilata dentro al limone. Mo so guardato tipo Fantozzi, insomma, una fantoziata proprio enorme. Eppure lì un'altra occhiata di merda. Poi E quando già arriviamo so a quella di due. Rondò Veneziano, secondo me, in pratica erano le lettere che mi mandava lui, no? Vabbè, ma La terza lettera mi ha quanto licenziato. sei durato in realtà poi? Da che anno a che anno? Baby? 9 anni, diciamo, Vabbè, dall'84 al Vabbè, 90 fin dei compresi. conti. No, bravo. scusa, dall'83, 8 anni, dall'83 al 90 Eh sì, compresi. perché poi da Vabbè, lì poi dopo. quando sono arrivato io nell'88, se siamo fatti 2 anni dei provini, ti racconto su di te, il milionario. Non ridere, io lo so che voglio arrivare lì. Più Ci avanti, perché questo è il più arriveremo. avanti. Stiamo ancora nell'84, cazzo. Ci arriveremo, ci No, arriveremo. vabbè, dai, tanto. E allora, Ale, arrivavamo a Cagliari. No, 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 Oh, no, no, arriva sta storia di Cagliari, arriva. Facciamo un Allora, Continua a flash ma raccontare. non è forward, che è una storia, scopriamo. non è che è una storia. È Però bellina, dai. a un certo punto facevamo noi delle riprese, andavamo a fare i casting per delle trasmissioni televisive di cui parleremo più avanti, Ancora c'ho il tra l'altro. cavalletto qui segnato per i Eh, casting, perché non sì, eravate buoni ancora a stringhi. Ma noi altri- avevamo la misura, era quella, punto. Certo. A misure in Sardegna una cartezza, a Sardegna È un'altra. chiaro, secondo come ti Vabbè, sposti. non cambiava tantissimo perché noi andavamo a fare i provini, andavamo a Taranto per la zona Puglia, Basilicata, E lì rimaniamo. andavamo a Catania per Sì. Calabria e Sicilia E Cagliari in e a Sardegna. Cagliari chiaramente Ah, per la Sardegna. Sardegna e poi Roma che comprendeva Abruzzo, Napoli, eccetera, Sì. eccetera. E, Vabbè, tanto quelli dei fondi dicono che sono di Roma, quindi ci sta. sì, sì, sì. Incontri all'estero, dice, te sei di Roma? Ah, sì, te dove? Dei fondi? Ah, ok, vabbè. Ma in fondi. In fondo In a fondi, Roma. in fondi. Vabbè, insomma, a E Cagliari insomma, cosa... andiamo a farsi i provini, poi sera andiamo al ristorante e stavamo io e lui, a parte che abbiamo incontrato tre napoletani, tre napoletani, ma grossi, Sì, erano enormi. grossi tutti e tre. E che lì abbiamo cominciato a parlare pure di calcio. Ora, io tra l'altro sono filo partenopeo, nel senso che io vengo Io dal, pure. dal gemellaggio con gemellaggi. Napoli, quindi me lo rimpiango Bellissimi, proprio, me lo bellissimi rimpiango. proprio. E quindi Questo- parlavamo di questa cosa, però poi quelli hanno cominciato a parlare di quando era finito il gemellaggio. Eh? E ci faceva, ma che ci cantate quando arriviamo noi? Senti che puzza, eh? Io sono un po' sbiancato. Questi mo Federico, ci menano. sì, sì, cantavamo lo blues, gente che mi dava sotto al tavolo. E io dicevo, no, no, ma sono cose che noi non cantiamo proprio. E insomma, Non ci andiamo più allo liberarsi di stadio, questa figurati. cosa. Noi mangiamo pure lì, chiaramente in Sardegna, a Cagliari, mangia il pesce. A un certo punto arri- portano a tavola una ciotola con limone dentro. Ce la portano, ce la mettono in mezzo. Io mi guardo il cameriere e mi fa, ma mica ho ordinato. È pure freddo, magari. Ma io Questo mi ho ordinato questo. ha cominciato a ridere. Ma che ne so che uno se lava le mani con la ciotola e il limone, ma le mani mi vado a lavare Il bagno, no? cameriere si è guardato come di, ma che cazzo?
la facevamo più, guarda. Mannaggia, dice, poi questo viene da Roma, Ma sto capito? Ma guardando questa bene. comunque era colpa pure di Freddy, perché ci diceva, ah no, quando andate a fare i provini, piatevi le suite, andate nei ristoranti dove si mangia bene, e quindi andavamo pure magari nel ristorantino per mangiare bene, e questi chiaro ti presentano lì una cosa, una bandejita, come si dice bandeja in italiano? Non Una mi viene. ciotola. No, sì, una ciotola, che era? Io vengo dal quarticciolo. Ma pure io fianco a te, da farmi rotoglianti. Che le mani te le lavavi nei pozzanghere. Quanto Esatto, pioveva. quando Se pioveva. pioveva. Per E cui quindi mi niente. portarono queste cose e gli dissi al cameriere, guardi, io mi ho ordinato questa cosa. E il cameriere, io, Io... per culo mi stai prendendo. E da Roma ci sei No, venuto. fu tremendo, fu, Vabbè, guarda. questa era la parentesi. Questo era il passo in avanti, ma ritorniamo un attimo Torniamo indietro. indietro. Stavamo con i rondò veneziano e le Sì. varie televisioni che hanno fatto. Vabbè, appunto, questa è Tante, l'ultima tante tua erano, opinione erano appuntamenti ormai fissi perché il disco usciva in prossimità del del Natale Natale. e Vabbè, diciamo che andavano. era un po' una filosofia anche, a Sì. parte il disco estivo, ma la filosofia era proprio il Natale perché, ma pare che già l'avevamo accennato, che in quei tempi, negli anni 80 a Natale, i dischi, cassette, dischi e CD si regalavano a go-go proprio. Sì, Che sì, non sì, era sì. amico mio, cioè a go-go nel senso che si regalavano Non molto. è Radio Go-Go. Radio go-go, Radio- radio go-go, Mm. gu-gu. Ma che te Però stiamo a vedi, pià per culo? vedi che non dici go-go, a go-go, A e Go-Go. Conte è quindi è go-go e gaga. Conte è sì, vabbè. Per Mamma favore, mia. per favore, scrivete sotto a quest'uomo nei commenti che è Esatto. Radio Gaga, Gaga. così magari lo Tanto, capisci. tanto il Mettete direttore del merda. hashtag direttore de merda se dice Radio Gaga. Tanto io lo so che il direttore del merda so io, lo so, ecco, Beh, lo diciamo che è so. stata un po' una scelta unanime da parte via votazione tramite schedine Totippo. Me la sono presa. Ma Bravo. sapete che la Baby Records, poi torniamo a Rondò Veneziano, è stata quella che si è inventata lo spot pubblicitario per i dischi e per rientrare dello spot pubblicitario per i dischi mise il bollino Sì, spot L'accisa, TV sì. che il disco costava 1000 lire di più, parlo del 1000 30 più. dg. È l'accisa. vero. E che quella cosa, quel bollino, Non dire alzava accise che se te sente la Meloni ci mette pure quella sulla benzina. Mette quella il del disco spot da TV. Baby, l'accisa del disco da Baby. Mette La spot benzina TV. 2005. Spot TV. Vabbè, ma tanto poi c'è Salvini che ce le leva, no? Che le caccole se leva Salvini. È vero comunque che quel bollino dava un cachet in più Sì, al valore del sì, disco e fu un'invenzione, Certo. sì, Baby Records, hai sì. Fu ragione. Visto un'invenzione in Baby TV Records. era il bollino. Mm. Visto Sì, ma in lì, TV. lì dove, se, No, no, spot TV. Spot TV. ci, Spot su, TV. ci fu il signor Freddy che regalò i VHS, i registratori VHS a parecchie zone d'Italia per registrare i No, vari... no, Sì, no. sì, sì, sì. No, la storia è... sai te la storia? Sì, un pochetto sì. No, la so io la Sai, storia. Ah, ma io mi dai, sono lavorati però, eh. Io me li sono guardati Sì, voi tutti, eh. a voi l'ho schiavizzato, ma la storia la so io. dai, senti, Allora, noi avevamo allora, due videoregistratori in casa, Porca puttana. che Poi dici perché registravamo studiavi? uno Rete C'ho 4 da e fa... l'altro Italia 1. Esatto. aspetta, Ecco. precedenza. Passavano sti spot pubblicitari sui canali Fininvest. E vi ricordate poi tutti si ricordavano è un disco Baby Records. poi di chi era la voce? De Vandelli, no? Vandelli. Maurizio Vandelli che dopodiché si è preso di studio vabbè lasciamo perdere. I mosche c'hai? Sì, 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 sì. Allora passavano i spot su queste sui Fininvest quindi Rete 4 Italia 1 Canale 5 e tante volte noi li aspettavamo soprattutto all'ora di pranzo che stavamo in ufficio magari mangiavamo un panino qualcosa
e aspettavamo questi spot che passavano ad orario. Noi avevamo Però l'elenco con aspetta, prima che regolarizzi sta cosa, c'era da dire che siccome ancora il signor Berlusconi non ce l'aveva a livello unificato, Sì, che alla fine investe in quegli anni non non era poteva unificata, emettere a non aveva la livello diretta. a livello, no, non era, non c'entra la diretta, che no? non aveva la licenza per poter emettere la stessa cosa a livello A nazionale, cioè livello lui si nazionale. appoggiava a livello locale, quindi ogni Esatto. regione metteva, doveva mettere la pubblicità un po' in maniera non rispettando a livello nazionale, ognuno doveva avere i suoi orari perché E non era questo permesso. esatto, Mm. ancora non ci aveva i diritti per poter farlo a livello Quindi non nazionale. era controllabile su tutta Esatto, scala nazionale con una sola visione. quindi Allora, furono distribuiti eh, quanti eh, videoregistratori un po' per tutta Italia. Ok, Ok, ritorniamo al ritorniamo a signor io, te. io Italo. ricordo un'altra cosa, ragazzi, non Ecco, è per contraddirvi, però noi avevamo gli elaborati con orari e TV. esattamente. Sì, Aspettiamo che passava, vediamo che passa, se passa, che volte qualche volta no, esatto. non è passato. Una volta, due, tre, io me lo ricordo perché stavamo proprio in ufficio con Certo, è Sì, Giulio sì, sì, vero, e sì. Lillo Favola. Sì, C'era esatto. ma Lillo fu Favola. un'idea, mi pare fu un'idea tua, di papà e dell'Illo, una cosa del Esatto, genere. esatto. E a un certo punto non passavano sti cosi e ci venne l'idea, senti un po', ma volemmo controllare se passano o meno? E ci avevamo il videoregistratore a casa, voi ce ne avevate un altro a casa e ce ne avevo uno pure io e uno Lillo. A quel punto ho detto, vabbè, tu mettete sul canale 5, tu su Italia 1, e poi pure l'altro a orario, perché chiaramente erano orario, e cominciamo a registrare e vedemmo già dalle prime cassette che non rispettavano i passaggi, se Certo, non gli orari, proprio il numero, che era quella la sì, cosa importante, non tanto l'orario quanto il numero. Se io certo. te pago 100 passaggi al giorno fra tutte e tre, tu me ne passi 60, Ma stai rubando. non va bene. C'era pure un Capito? Oddio, altro no, ruba, discorso, ma c'era pure un altro stai facendo uno discorso. Se tu lo sgarbo. passavi in prime time o dopo, perché se tu me lo passavi a 8:30 c'aveva un prezzo, se lo Certo. stesso invece me lo passavi Eh. ai 10:30 ce n'aveva un altro. Certo, certo, certo. Quello è il discorso. Sicché facemmo presente la cosa al dottor Freddy Najjar e disse, vabbè, però come facciamo? Non è che possiamo stare... E lì decidemmo, allora, se devo mettere proprio così, gli disse Giulio, dice, mo ci penso io, Freddy, mo ci penso io. E gli disse, vabbè, fa quello che ti pare, guarda te, ti servono i soldi, che devi fare? Devo comprare altri videoregistratori. Comprò altri videoregistratori, però la cosa era ferma a noi a Roma. No, 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 Io me lo ricordo che comprò un altro registratore per casa vostra, sì, quello sì, ce n'avevo un due, altro per registravano. me. Ah, mi è venuto un messaggio, si è ricordata? Chi? No, mia moglie si è ricordata di farmi auguri oggi. Non si ricorda mai. Io avio per culo sempre. Ma quindi oggi lei Perché mi auguri, dice tu, scusa? 34 anni di matrimonio. Ah, Mm. solo? Perché fai auguri pure? È quello che non capisce. Continua, poi... E Te sei continua, scordata? imperterrita a fatte l'auguri. Continua a Ancora. dimenticare. Ci sarà un motivo perché ti sei dimenticata, no? E quindi cominciamo proprio a organizzarci per bene tutti i registratori, tutte e tre le televisioni, tutte le fasce orarie. A un certo punto abbiamo registrato una marea di cassette e Sì, abbiamo sì, detto, prendi, dopo un po', ne è tanto, perché poi noi alla Baby Records quando decidevamo di lavorare era si finita per lavora, tutti. è vero. A Freddy abbiamo detto, ha chiamato Giulio, ha chiamato Freddy, Freddy, allora qui abbiamo un certo numero di cassette, dice, che è successo allora? Era così come dicevate? Come dicevamo? Era peggio di come Peggio di come dicevamo. dicevamo. E insomma, alla fine, il nostro ufficio fece rientrare, comunque con restituzione dei spot, di circa 800 milioni di Milioni di sì. lire nelle casse della Baby Record dal dottor Berlusconi. Se conoscevano Berlusconi e Freddy, e Freddy gli disse, oh, guarda che i miei ragazzi qui hanno riscontrato sta cosa. Ovviamente quello non c'entrava niente, figurate, quello era impegnato che i nipoti dei capi di Stato esteri, non è che si metteva lui a guardare Che vennero appresso altre case discografiche perché pure altri facevano gli spot pubblicitari lì. e cominciarono pure loro a All'inizio fare. era uno scandalo, all'inizio era uno Sì, 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 scandalo.
Sì, Poi sì. dopo sono venuti dietro. Dopo sono Però venuti è a pure prestare. vero che io avevo 13 anni, mi avete messo a lavorare e quello era sfruttamento minorile. Sì. E non ho chiamato il telefono azzurro Per poco. solamente perché sono daltonico e non riuscivo a capire che cazzo di colore era sto telefono, A se era me mi azzurro o no. sembrava più sfruttamento minorato, però se tu dici minorile, Minorile va bene uguale. vabbè, quello era quello schiavista di tuo padre. Sì, sì, Sì. veramente. Registravamo e cassette da 2,40 registravamo Mamma nell'LP per registrare 8 ore di seguito. cavolo. Porco Che Giuda. puttana. Quante È me ne stata so dura, è stata dura. viste, quante me Vabbè, ne so Porca però, miseria. viste. guarda, una delle soddisfacenti dichiarazioni di Freddy nei nostri confronti è stata quando ci ha dato dei matti a Sì. noi, sia per questa cosa, Mm. sia per quella che ne parlavamo prima, andavamo in giro per l'Italia per Mi i ricordo. casting I delle casting, sì, i trasmissioni. casting, è vero. Ho detto, ma voi siete matti, voi solo fate Lui queste perché cose. diceva che era convinto, dice guardate che la gente va andare in televisione, fateli venire tutti a Roma. E invece non era proprio così perché c'era parecchia gente che a Ma Roma non poteva venire. quelli che non potevano, però Fede, su una cosa c'ha ragione, per apparire in Sì, televisione, sì, sì, è A vero, quei è tempi vero, era è veramente vero, potente quel è messaggio di vero. apparire in televisione. ma Era... io non so se tu poi ci hai fatto caso, perché tu eri ragazzetto fresco fresco, ancora no, io ero un po' più navigato, le persone che venivano a fare i provini, c'erano madri di famiglia, Mo' ricordo. Che te erano veniva di- te facevano piangere il cuore, è vero. sì, ma altre erano disposte a tutto. Sì, 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 Mi stai a capire? sì, sì, Mi stai a capire? sì, sì. che Disposte mi a sono tutto. perso. Disposte a tutto, io brutto schifoso me ne sono approfittato. Non mi ricordo se stavamo a fare un provino per milionario o conto su di te, non mi ricordo. E c'era ovviamente sempre la solita nostra Panasonic M7 che Alessandro poi utilizzò. Apriva così. Tu praticamente stavi sulla cosa, c'avevamo sta telecamera davanti, io che riempivo il modulo dall'altra e c'era la ragazza che stava di fronte alla scrivania dove tu stavi seduto con la telecamera. A un certo punto Robby fa, vabbè, registriamo, Robby che guardava dentro al loop. Io che avevo quasi finito di riempire, a un certo punto questa comincia e fa. Se guardiamo io e Robby, dice che cazzo mi funziona? Oddio, C'è funziona. l'audio che Non mi funziona. funziona. Non mi Porella, funzionano questa le cominciava a cuffie. parlare, ma E era invece afona. cominciava a parlare, non riusciva a parlare, non riusciva a voce. E se siamo guardati, dice che cazzo non funziona l'audio. No, perché quell'altro, non te lo ricordi? Qua ce ne abbiamo avuti un Era, botto. era per conto su di te che era, che doveva contare i soldi. Sì. Questo c'aveva un bar. Ha detto, no, era di Roma. Ha detto, no, no, io ho un bar. Ah, dove? A Testaccio. Ah, a Testaccio, sì, sì, che si diceva, pieno di romanisti là, poi s'era fatta, vabbè, si facevano sempre le feste lì, eh. E questo dice, sì, sì, ma io ho il bar lì, ma io sono juventino, un po' capì quello che mi hanno fatto al bar. Ci credo. Gli ho detto, scusa, tu Cazzo. c'hai il bar a Testaccio E E sei sei e sei Juventino. Juventino. juventino? Dice, sì, 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 sono Vaccinate, bello juventino. mio. Sì, sì. Ho messo il tasto, stop. Stop Vai, vai, bantereggio. Vai, vai. passi, mamma. Hai Cioè, provato, hai provato ad aprire un bar verso Fondi, Latina, magari forse cioè, una rompono forma di i razzismo Sì, sì, proprio. escluso dai provini A proprio. strisce bianco-nere proprio. Juve, no. Vabbè, quindi allora ragazzi, l'84 finisce con questo rondò veneziano che fece il suo Questo esordio Rondo a, Veneziano che... a Fantastico. no, fece l'esordio di Scoringa, fu proprio Discoringa, sì. prima Ah, di l'esordio Natale. sì. Sì, Prima sì, Sì, di sì. perché Natale. fu Io penso che poi lì un'estate. è cominciata, diciamo, il periplo, questa pure la segniamo, Segnata, l'ho imparata segnata. oggi, il Periplo periplo di... è un altro greco che Amico di quell'altro, com'era quell'altro che mi sono Odissea dimenticato? veneziana fu rilasciato nel 1984. Esatto, finale Giugno. 1984. E lì Giugno cominciò Rondò 84. Veneziano a far comparire in televisione, che penso che tu, Italo, l'hai portato in giro spesso, Sì. chi nello studio, chi magari in un altro posto, però l'hai portato in giro. E... ma erano i Ma... Borboni. I Ma a coglioni. mano ce li sempre raccontata la Perego con la mano, eh. Quella poi ci arriviamo, perché lì già... Perché No. mo entriamo nel 1985, che facciamo? 85, sì. Scavaliamo subito su Sanremo? L'85 comincia con il Capodanno.
Sì, 1 gennaio a Allora, mezzanotte. quindi Erano- citiamo l'84, dove nell'84, per quelli che sono di parte, ricordiamo che è l'anno in cui morì Enrico Berlinguer, Vabbè, era non è, quell'anno lì. non è de parte, è stato un grande politico che è Sì, ammirato da tutti, da destra e a è vero. sinistra. Poi ideologicamente qualcuno non era d'accordo, però insomma è stato un politico amato. Sì, Lo stesso avversario, signor... no, Almirante. tu c'entri, il signor Almirante, insomma, Giorgio Almirante. ne fece... ne portò rispetto, quindi insomma stiamo parlando di politici di un altro livello, Sì, a Sì, Bottesotture cioè, gli molto preso più basso al- rispetto a quello che abbiamo oggi, cioè quando non puoi arrivò, confrontare in Berlinguer con un grande Salvini di oggi, insomma, quando ci rendiamo arrivò conto, alla no, no? aspetta, Camera, io non ci capisco niente, sì, manco ma questa noi. differenza la capisco E a benissimo. voglia. Ma Salvini è un grande, oh! Ma l'uomo del ponte? Io non riesco a coniugare la parola grande con Salvini, a meno che non ci aggiungi un Un aggettivo aggettivo, Ce certo, l'abbiamo molto chiaro. aggiunto, solo che negativo. non si sente, ma ce l'abbiamo aggiunto tutti e tre. Mm, mm, A, mm. a- Ok, a Firenze passiamo... dicono coglione. Eh? A Firenze dicono coglione. Grande formone. Vabbè, Sì, conosciuto c'è dal una dal grande pubblico grazie ad Andrea Scanzi come il Cazzaro Verde, cioè più di esatto, questo. esatto. Cazzaro verde. Vabbè, Quindi insomma, ecco, in ci quell'anno lascia Berlinguer, ci lascia Berlinguer la Coppa Campioni non a si livello giocò mai. internazionale successe qualche cosa. Da noi ci fu un attentato su un treno per Scusa le se ti strade. interrompo, era la strage del Rapido 904. Il 904, 23 giusto. dicembre è avvenuta una strage bomba sul treno del Rapido 104 Napoli-Milano. Napoli-Milano. Un Pensa, il tragico giorno prima... attentato collegato alla criminalità organizzata. Pensa, lo stesso giorno si presentò a Disco Ring Rondò Veneziano, non credo che ci sia connessione a riguardo. Arrivarono col treno? Sì. Vabbè. Comunque ricordo quella strada. Mi sto Finì? accellottizzando. Ancelottizzando. Eh. Mi- Beh, Che brutto, i mi lascio tortellini l'orictus. si fanno dei tortellini. Vabbè, dai, andiamo a sto 1985. Dai, siamo Tortellini arrivati nel Rotto i coglioni. 1985. Basta, l'84 ha rotto i coglioni. Sì, fine 80, 85. 85. Saremo. Ta-ta-ta. Sì, perché partiamo sempre lì. Ma gennaio non c'è mai niente prima di gennaio. Ah, non lo so, io non C'è a c'è. Befana. Dopo A Capodanno c'è a Befana. Befana. Sanremo 85 Eh, e pure lì portammo un bel po' di gente. sì. Sì. Chi mi sa dire chi portammo? A parte i C'erano ricchi e Poveri, poveri che davvero. vinsero, poveri. con Se mi innamoro. Se mi innamoro, se mi innamoro, se Quell'anno mi non sono andati, innamoro. quell'anno non sono andati a Cercangela per i campi. Ci abbiamo anche un terzo posto in quell'anno noi. Chi era coso? Già hai detto coso, già non va bene. Cosa? Gigliola Terzo Cinquetti? posto. Esatto, Ale. Esatto, con mio cugino. Gigliola Cinquetti. Gigliola Ginevra. Cinquetti, che arrivammo terzi con Gigliola Come si Cinquetti. chiamava quella canzone? Chiama l'amore, testo di Chiama casella. l'amore, Trottolina, c'era quella là. Dario Farina. No, non Perché mi capisce piace un cazzo. quella. Cioè, tu c'è che ce l'ha a fianco, io non schiaffo. Io sono un genio dei medley, oh. Chiama l'amore. E Tutte ricordarsi così. la felicità. Chiamalo amore e ti risponderà. Chiamalo. Ma che era quella, non era quella del sax, Ce n'avevamo anche No, un no, del altro. clarinetto. Quella del clarinetto era su premiatissima. Siamo? Ce n'avevamo anche un altro che arrivò nono. Ed era? Peppiniel. Emmo. Esatto. Te voglio Te bene, voglio questa bene. me la ricordo. Allora, e mo, se non era per sto poro disgraziato che Indico Gordito, se non No, era per sto poro disgraziato che ha preso la macchina di corsa e è andato giù a Napoli presso Peppino lì aveva una sorta di rimessaggio dove comunque faceva le barche pure perché si dilettava in questo. Barcarola. Andai di corsa lì a recuperare un nastrino dove c'era registrato il pezzo che dovevamo mandare immediatamente a Sanremo perché doveva essere approvato dalla giuria. Sono andato di corsa a Napoli dove feci delle figure di merda guidando la macchina, cioè proprio della serie, ma non mi fermava ai rossi. E certo, No, quello è il problema. ma come che cazzo pure sei? te? Ma come sei? E da dietro, Romano! Perché allora c'erano ancora
targhe con Qua il nome scritta della Roma. città scritto, no? Noi c'avevamo addirittura per intero, Roma, scritto per intero. Perché Roma, c'entrava Roma, tutta. Roma, che non passa E, nessuno! e Era piena c'era di il gente. gemellaggio, eh? Eh? E c'era il gemellaggio ancora. Mi No, sa sì, sì, no, sì. sì, il Sì, in gemellaggio mi sa che si 85 ruppe sì. nell'86. Si Sì. ruppe nell'86 il C'era. gemellaggio. C'era il gemellato. Ma certe figure di merda a Napoli con la macchina, guarda una cosa intera. E insomma, sono andato lì a prendere questo propino di Mo e lo riportai immediatamente a Roma, dove poi partì un altro corriere che lo portò su a Sanremo. E facemmo proprio Un tempo in per rotto tempo. della bocca. E mo, aveva fatto proprio e mo e mo. E E mo. mo e mo e mo. Però devo dire Gigliola Cinquetti, un'altra artista che ho avuto piacere Sì. di lavorarci, una signora vera e come al solito, come tutte le signore vere, quello che non mi piaceva era il marito. Ce Mo mi n'avevamo un perdonerà altro. Gigliola, se ci sente mi perdonerà Gigliola, però per il marito, cioè, la simpatia stava agli antipodi del Era marito troppo proprio. serio. Ma no, che era serio, quello serio, se no cioè, lavorava ai Rai, c'aveva il cappello tipo Humphrey Bogart, no? C'aveva il cappello Humphrey Bogart. Diciamo che se la tirava, A capito? chi? Era uno A chi? se la tirava. Vabbè, allora se la tirava, come diciamo a Roma, si sentiva sto cazzo. Capito? Era un fanaticone, insomma. Non so ancora se sarà Vabbè, ancora dai, fuori. qua ambienti mo. Sai Eh, quanti ce n'erano? vabbè. Però ma non è che ne era simpatico solo a me, oh. Io non è che parlo per me perché io so uno Si perché io diceva, so uno però si mh, diceva. sì, sì, si diceva e c'avevano ragione. Gigliola c'ha una bella casa proprio sopra il Colosseo. Hai capito? Sì, Proprio sì, sopra, sì. proprio sopra. Sì. Flottante. Hai visto sopra il Colosseo? Sopra. Dove si è messo Alberto Sordi che diceva Ma butta! Me butto. Lì, c'è la Lì casa lì. sopra. Cambiala. E, Al quinto arco del Colosseo. e niente, vabbè, Gigliola, Che arrivo a terza. ho Poi, avuto. poi ne parleremo quando parleremo di Premiatissima, sono stato una volta lì con papà e c'era proprio Giuliano Cinquetti, era l'anno di Fiordaliso e Pupo, c'era stata anche Giuliano Cinquetti con un'altra canzone e c'era Bobby solo che la piava per culo, però lei non c'era, piava per culo la canzone e piava per culo, non so se c'era anche De Robè, piava per culo alla discografica proprio, quindi era papà, non so se c'era anche di quel giorno. Può darsi sorriso, può essere. Vabbè, Bobby solo che faceva ammazzata ride. Lui Sì, era proprio, lui era che proprio comico, con capito? sto Non è che clarinetto la piava per culo sta canzone. eh, sì, sì. Comunque, vabbè, rimaniamo a Sanremo, se no andiamo Poi ci troppo torniamo avanti. su Che Bobby dei solo. premiatissime ce ne stanno tante le cose da dire. Mm. Dei E, premiatissima. La E, e mano, la c'avevamo un mano, giovane. Che è questo? la mano dei premiatissima. Che Ah. poi racconteremo. Ancora Ci arrivo poi. faccia vedere la Cioè, mano? poi, sempre Ancora. così, eh. poi ne È rimasta parleremo. sotto. E Sanremo 85. C'era ancora pure il giovane Claudio Patti. Voi ricordate Claudio Patti? Sì, restavo pure a casa nostra. Aveva il capellone, una bella voce c'aveva Claudio. Sì. Claudio Patti, sì, 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 però non mi Giovane, ricordo ragazzo giovane, effettivamente la partecipò con i parte. giovani, non si classificò chiaramente. No, fu eliminato la Ah, prima serata. ah, Che no, ma io amore avevo è? eliminato il lavoro. Non ce l'avevo. Cioè, tu solo denaro. Anzi, tu solo Eddie Huntington. Arriverai ragazzo, arriverà il giorno del ragazzo. Ma tu la sai la Arriverà. storia di Sanremo 1985? Che Ah, lo Dimolo l'ha fatto la zia Wally sulla treccia di Angela, dei Ricchi e no, Poveri. sai, sì, che sai. Ah, sai? Sì, sì, Allora no, io non c'ero, raccontacela tu. Non c'eri? non c'ero. Che No. c'era sta fissa di sta treccia No, non è che c'era sta fissa, aveva fatto la treccia, era una sorta finta? pure di portafortuna Sì. probabilmente, e se l'era fatta fare da uno Parrucchiere a Milano. stylist, Hairstylist. cioè a Roma si chiamano, Hairstylist. a Roma si chiamano parrucchieri con R sola, a Milano stylist già si chiamavano. Hairstylist. Hairstylist. Che? Radio... Niente, Radio Gaga, Ho tranquillo. sentito Radio la voce Gaga. da Adolf Hitler. Hairstylist. Hairstylist.
A E, Milano. E Sanremo c'ha- sta c'ha- a un'oretta e mezza, no? da Sanremo, Sì. se Mettici non il trovi traffico. traffico su Dato che c'è a sempre Genova, cioè, quella strada l'hanno costruita con il traffico, cioè c'era il Esatto. cioè, traffico e sotto E ci ci hanno e ci hanno hanno fatto costruito costruito, l'autostrada, sotto. si ok? erano talmente rotte il cazzo del traffico che ci hanno costruito il ponte Morandi sotto. Esatto. Infatti. Sì, sì. Sapevano come eliminare il traffico, hanno eliminato. Hanno Ah, operato comunque così. la distanza è per far capire a chi ci ascolta che appunto Sì, c'era una certa distanza, insomma, c'è, beh, Sanremo la Treccia, le eh. Staristi Milano, prego continua, visto che lei la storia E la sa. niente, vabbè, poi insomma si doveva andare In in scena. diretta. Angela, che Angela è un carattere no particolare, una ragazzetta un po' vivace. Briosa. Di Io una devi proprio simpatia stargli. unica, eh? Di una Era una simpatia forza, dai. unica, No, però, no, Era una però, forza, era un però Angela peperino Sì, era sì, simpatica nelle sue, sì, in sì, queste sue molto. sì. follie, nel Pure senso quando che ci fregava era il da una magnà, casinara che non ti dico. pure E quando Era ci una dice casinara. fregava, Giulio, me devi comprare le mutande, Giulio, ma comprare le mutande. pure quando ci fregava il da magnà dei tripiatti, era simpatica. Sì, sì. E c'è puzza sta treccia che in pratica era tutta bella accomodata, pronta. Ebbe l'idea di farsi la doccia. Chiamò Giulio quasi in lacrime. Giulio, Giulio, che è? Immagino, papà. Mi sono fatta la doccia. E beh, Beh. normale. Che vuoi che Sì, te lava la ma schiena? insomma, sta treccia si era tutta spampanata, inguardabile. Cioè. Risultato. A Sanremo non c'era Chiama. nessuno che la sapeva rimettere a posto. No, 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 no. Chi ci metteva le mani poi Era l'air stylist. fu chiamato Lifestyle, L'air come stylist. dite voi, Lifestyle da Milano che venne di corsa. È stato Ah, un Sanremo di corsa quello. Sì. mancavano poche ore alla diretta. Mancava proprio pochissimo, che mi ricordo che mancava pochissimo. E Peppe mette a posto la treccia a Angela, ma Angela ne combinava. Disperata Angela. Angela Italo, Italo, vedi, cioè, mo ho detto saremo de corsa o in Baby sono successe le cose più strane, cioè fa venire uno da Milano per una treccia e poi sposta il piano de gazebo da casa sua al coso, cioè erano le cose normali dentro a Diciamo che eravamo Baby. abituati a queste cose. Infatti Esatto, noi ne Baby c'era Non succedeva abituato, un risolevamo perché cazzo, eravamo abituati. quando non succedeva un cazzo eravate preoccupati. erano Puttana. annoiati. Oh, quando andava tutto bene, una noia. Certo, due Dice, sta non palle. vincemo. Sì, sì, sì. E quindi sì, de corsa perché corri da Peppino, corri per Angela, è Corri una di cosa qua, corri di incredibile. là, era una corsa. Però portò bene Portò bene la perché treccia perché vinsero meritatamente. E No, no, ma lei per sta cosa, sta treccia qua, stava a leggere che comunque era una cosa che ha sempre utilizzato, cioè lo calcolava un po' come un portafortuna, come un amuleto. In quel Sì, momento sì, perché lei veniva da dei capelli molto corti, sì, sì, quasi da maschietto, il che aveva il suo, per carità, fascino. il suo fascino. Personalmente a me non mi sono mai piaciuti i capelli corti, né a me né all'altro, Per questo li porti come i porti. per questo non li porto non li più. porto più. No. Infatti ci ho litigato e ho detto non li Non voglio porto più. 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 O lunghi o niente. O niente. Niente. E niente, e facemmo quel Saremo vincendo, quindi da lì un enorme Enorme successo pure quello. successo, sì. Quell'anno Sì, stavi sì. su a Sanremo o no? No, Tu No, 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 no. Allora, se partiva Giulio, io rimanevo a rimanevi Roma. tu. sì. Io rimanevo a Roma, perché chiaramente c'era da mandare avanti in ufficio, Mm. capito? Non mi ricordo se E accudire i suoi ragazzi. anche, sì, 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 Vero. Ci facevano da babysitter, ci facevano. Esatto, sì, il anche, rabbisi, anche, anche. l'Italo Sitter. E tante volte, vi ricordate, ci mettevamo davanti alla televisione come se si mettevamo davanti ai Sì, mondiali. sì, esattamente, è Davanti vero. ai mondiali, con le classifiche, le Sì, cose, sì. era No, bello, era bello. era Si bello, era bello. divertivano, si divertivano. Era Bello, bello davvero. 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 Non so se, mo mi sta mi arriva in mente quello che con mio cugino ha detto al principio, se la botta del fatto di divide si ritrovasse in tre è stata comunque pure
un rilancio del gruppo, non lo so, come qualcosa del rinnovamento, e quindi è stata una botta di salute, capito? Per me il rilancio è stato Nell'81. merito Bebbi, merito Merito Bebbi, per Dario carità. Farina, tutta la gente Sì, che i pezzi partecipava buoni, perché i ai pezzi loro erano pezzi. veramente Pezzi buoni. orecchiabili, pezzi che funzionavano, pezzi che ancora oggi senti in giro, cioè sarà Sì, perché sì, Tiamo è una cosa sì, sì, pazzesca, lo senti dappertutto ancora sì, sì. oggi. Lo sento Sapete proprio... che va tanto, perché frequentando sti gruppi di karaoke, queste cose così, riproducono molto come vorrei. Come vorrei, È amore una mio. canzoncina carina, Bella, però... Bella, bella, sì, è una bella bella. canzone. Però tu, cioè, vai in posto e dici, ammazza che confusione, subito. Sarà perché Perché ti perché amo, è così, vero, la attaccano battuta. Sì, subito sì, qua la Sì, battuta. sì. sì, sì. Che Vabbè, ma confusione ti torniamo, porta subito Cazzo dei boomer che torniamo siete. al discorso dei 50 parole più gettonate che fece scrivere Freddy, e so quelle parole chiave che poi ti portano a Ma il vola determinati... vola vola si sa? E il Sempre più in Minellone, alto Sempre si più in alto va. ma si va, vola, vola. il Minellone non voleva intendere quello che si No. intende popolarmente. Il vola 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 si sa era un'altra cosa. Diciamo che è una musica di consumo. Sì. Come gelato al cioccolato. Gelato al cioccolato, lì c'è una leggenda che non si Sì, sa mai se è chiara o no, perché non si sa se veramente è così o no. Sto gelato al cioccolato se è una sorta di mandingo o invece no. Se dice che quella è stata Malgioglio, dice che quella cosa ha sì. mandato in giro Pieraccioni de che il gelato al cioccolato è stata un'esperienza d'amore appunto di Malgioglio. Oddio, non mi sorprenderebbe se non fosse leggenda. Ah, Capito? Vabbè, de gustibus non disputandum no, est. assolutamente, anzi, è venuta fuori pure una canzone che è stata gettonata molto. Certo, certo, certo. A parte, ma cioè, però mi sembra strano che tu non lo sai, essendo il fratello di Pupo. Allora andiamo al concerto di Pupo. Finisce il concerto, ci mettiamo vicino al camerino perché aspettavamo che usciva Enzo, no? E c'era un mucchio di ragazzine fuori, come al solito. Un mucchio di queste ragazzine si avvicina a Fiorella e gli fa indicando me. Ma quello chi è? Di sorella gli fa, chi quello? Quello è il fratello di Pupo. È il pupetto. Pupetto. C'è stava Pupo, il pupetto e poi è arrivato il pupone nel 2000. Eh sì, sì, è stata un'escalation. Andavano, Tornando, sapete, scusate, no, sapete, scusate, andavano scusa, forti, ricchi e poveri pure, dove? ma proprio forte, A forte, San forte. Marino, a San Marino. No, a tavola Lo sappiamo, Ma per C'era questo, Franco era un che buon rubinava come... gustai. Era una ma io cosa... Allora, noi avevamo dei ristoranti fissi, intorno uno, a Via senza fare Dolata, pubblicità, uno era la Matriciano, La Matriciano, il in Grottino. via dei Grassi, dove si mangiavano delle olive ascolane da paura. ma noi I i carciofi carciofi a alla giudia, giudia. sì. E Franco andava Tramma. stramatto per i carciofi alla giudia, bestemmiava perché doveva andare via, che doveva ritornare, via, doveva tornare a Milano, dove stavano, e invece lui lì rimaneva a Magnano, che voleva Magnato, Magnato. E se no andavamo al grottino lì a Via Uslavia, Che al La, gruppo se- oppure quando la- capitò la storia che si incazzò Franco con Angela, con Angela, perché... perché Angela, che poi Franco non capiva che quello è un gesto affettivo, un gesto Esatto. affettivo. Sì, ma Angela non gli non tocca il tirava piatto. niente, Non gli tocca il piatto, esatto. Ma che cazzo? infatti. Però E, aspetta, c'è da dire che avevamo ordinato tutti quanti, e l'unica che dice no, io non mangio perché non c'ho fame fu Angela. Poi ha cominciato a faceva mangiare i sempre piatti così, e poi faceva mangiavano i sempre, piatti degli altri. e poi mangiavano i piatti là. Però Era troppo Angela in forte. quel momento era innamorata. Sì? Nullo dimolo. Non lo di. Nullo Dimolo? dimolo. Non lo dimolo? Lo dimolo o non lo Lo dimolo? dimolo o non me lo dimolo? Non lo dimolo, non lo dimolo. No, non puoi Qualcuno ci parlare. sente? Non puoi dire, Non non puoi credo. dire. Eh, Angela in quel periodo fu, c'è da dire che già era diciamo, separata dal marito. E perché si era separato dal marito? questo non è importante. Ritorniamo indietro. Niente, riguardate un attimo Ce ne frega un l'inizio e poi che cazzo. ne Quando parliamo. si tratta di queste cose non è Non è importante il fatto che importante. uno è sposato o no. Vabbè, lei però si innamorò, insomma, comunque erano presi ambedue con un famosissimo calciatore. Basta, fino a I lì. calciatori sono tanti. Sono tanti, fino a lì. Comunque questo era un grandissimo calciatore.
Non possiamo sa. dire. Non si sa. Però si mangiava a Roma, no? Allora, diciamo che si mangiava a Roma. Tant'è che io mi sono trovato anche ad accompagnare Angela A caso. in uno di questi suoi Appuntamenti galanti. galanti. Vabbè, ma era una storia una storia che è venuta fuori o una storia che non si è mai parlato? Mi sa che nessuno ne ha mai parlato. No. Angela in quel momento, in quel periodo frequentava anche lo stadio dove giocava quel famoso calciatore. Pare che la prima volta comunque questo calciatore era talmente preso da lei che gli strappò le mutande. In Ecco perché macchina, va a comprare mutande. in macchina! Il famoso fammi a comprare mutande, era per quello. Era proprio quello. Gliel'aveva strappate lui in macchina. E io mi trovai ad accompagnare Angela in uno di questi suoi appuntamenti, ma non in una grande città, ma in un sobborgo di questa grande città, che non possiamo dire la città che Questo è. rumore. La censura. È arrivata la censura ancora prima. Ma come mi ho messo in onda? Arriva la censura dal Brasile. Oh, queste sono cose che si dicono. Ma noi perché- non lo dimolo, quindi non ce ne frega Non niente. è dimolo. No, Se raccontala. per cui Si è fatta l'ora, eh? si è fatta una certa. Si è fatta una certa dove lo stomaco ha bisogno di essere rimpinguito. Poi a forza di sentire Angela che si mangiava Ma da tutto, da tutte le parti, mi è presa fame che pure a mangi i me. pinguini, che hai detto? Si è I rimpinguato, sì. rimpinguini. Va bene, ragazzi, Tu io butta due direi salsicce sul fuoco intanto, va. le salsicce su... Sul fuoco. Fuoco dietro. Sul fuoco. Che è paralizzato. La salsiccia sul fuoco. Regà, c'hai una certa. Eh sì. Ma ormai i salsicce, sta roba così, dobbiamo andarci piano. Ma Sì. che piano? Io mi sono fatto salsicce con i Ma fagioli. dai, che c'è chi c'ha urina espansiva, chi c'ha a Cristo Fellea, chi c'ha, dai, su, il pancreas. C'è chi non ce l'ha il Adesso pancreas. chi ce l'ha, meno male che ce l'avevo. Sono i polmoni che ci stanno più. Esatto, non ce la famo più col fiato. Stiamo senza fiato. Ciao ragazzi. Alla Ragazzi, prossima. grazie per questa prossima Oh. puntata. Ma di che parleremo nei prossimi programmi? Nel No, frattempo- l'85 mica è finito. Esatto. Non è finito. esatto, siamo arrivati solo a Sempre Sanremo, premiatissima. Nell'85 c'era pure premiatissima, ma non è quella della mano, No. della Perego. Ciao Quello è Italo. l'86. Ciao Italo. Ma che facciamo? La diciamo? Non la No, diciamo. no, ancora no. Ciao No, Italo. Ciao Italo. Ciao Ciao. Italo. Ciao Italo. Ciao. A domani, ciao. A domani. Ciao Italo. A domani. A domani.